Noi riteniamo che ci sia bisogno di pezzi che parlino d'amore perché nessuno ha mai scritto un pezzo che parla d'amore. Quindi ci è venuta questa idea geniale di scriverne uno che fa esattamente così. C'è un concetto dibattuto da anni che fa scrivere tante canzoni. Io di esempi ne avrei a milioni, vi farebbero cadere. Le braccia, ma che la cosa vi piaccia o meno, io ve la spiego in un baleno. Che voi siate bellissimi o brutti, non importa, l'amore è di tutti. E infatti, l'amore non è meritocratico. Chi ama spesso non ha senso critico. Chi piange per amore è solo un sadico. Chi per amore muore è anacronistico. Per Baglioni era piccolo e grande, ma nessuno l'ha mai visto in mutande. Gino Paoli in una stanza chiude il cielo, manco fosse stato Cristo nel Vangelo. Ma la storia si fa accattivante se si leggono le rime di Dante, se si dà in pasto una scolaresca la tragedia di Paolo e Francesca, se si prendono per buone tante verità o si prendono pasticche per l'acidità dello stomaco, del sangue o del cuore, o pasticche per fare l'amore. Non è meritocratico. Chi ama spesso non ha senso critico. Chi piange per amore è solo un sadico. Chi per amore muore è anacronistico. L'amore non è meritocratico e so che rischio di passare per cinico. Non condivide l'interesse artistico. L'amore non è un concetto futuristico. Way. La 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 la. Sull'amore di Modugno ci pioveva mentre la bambina sua malediceva, e poi Tenco da poeta popolare si innamora perché non ha di che fare. E De André, il re di tutti i cantautori e sostenitore fiero dei valori, si presume non volesse avere in sposa un'amica stretta di bocca di rosa. Se si prendono per buone tante verità o si prendono pasticche per l'acidità dello stomaco, del sangue o del cuore, o pasticche per il raffreddore. E ciù. 3, 2, 1, via! L'amore non è meritocratico. Chi ama spesso non ha senso critico. Chi piange per amore è solo un sadico. Chi per amore muore è anacronistico. L'amore non è meritocratico e so che rischio di passare per cinico. Non condivide l'interesse artistico. L'amore non è un concetto futuristico. Insieme l'amore non è meritocratico. Chi ama spesso non ha senso critico. Chi piange per amore è solo un sadico. Chi per amore muore è anacronistico. L'amore non è meritocratico
e so che rischio di passare per cinico. Non condivide l'interesse artistico, l'amore non è un concetto fotoristico. Wey, la 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 la. Ok, grazie per essere stati con noi. Vi presento i membri della band. Ha suonato per noi alla batteria questa sera Barbara D'Urza. Grazie amori, vi amo. Alla chitarra Diego Armando Maradona. Ok, io sono Giovanni Rana e voi siete i miei tortellini. Buonanotte e buona continuazione. Ciao ciao. Grazie.